questo nuovo vlog inizia con lui, che sempre che miagola, questo gattino bellissimo, sì, sei bello, Andiamo insieme, sì certo andiamo insieme, sì andiamo, accompagnami perché non so dov'è la strada, bravissimo, Urrà! Ha tutto il pelo rovinato, fa sempre baruffa, vedi G? G, oh sì, guarda lì, guarda che cicette, quale cicette, Mito, ma senti che pancetta che hai qua, vedi, bello. Giretto serale, fiori, anche quelli erano i miei fiorellini. Non è Halloween, è morto per lei. È di Halloween. Dunque, non so se questo sia l'inizio di un nuovo vlog o se questo sarà l'inizio di un nuovo vlog, perché non ne ho la più pallida idea di se ho finito. Non lo so se ho finito quello precedente, vabbè. Sono sporca di cioccolata? Non credo. Ho mangiato, avete presente, potrei chiamarli fagottini? Come si chiamano? No, fagottini. Sono rettangolari, quelli delle Tre Marie con il cioccolato fondente, che si devono cuocere, ecco. Ne ho mangiati 2. Io la domenica mangio sempre 2 brioche, che ultimamente alcuni pasti li ho saltati, il pranzo in genere, perché c'è stato tanto di quel nervosismo nell'aria che non era il caso di mangiare. È domenica mattina, ho sistemato un pochino casa e devo stendere le lenzuola, assolutamente, perché sono lì da giorni. Finalmente le ho lavate e quindi erano lì da giorni in lavatrice, ma ho voluto aspettare che facesse un bel sole per poterle lavare e asciugare di fuori. Problema, ci sono un casino di rondini, come ogni anno. Prima ero uscita in poggiolo, era un disastro, perché loro portano la terra, no? Non è neanche terra, è un misto, vabbè, per fare il nido, ma non lo fanno qui il nido, ma come tappa utilizzano il sottotetto qui. E quindi cosa succede? Che quella terra cade giù e riempiono il tavolino e tutto il pavimento di fianco. E quindi ho lavato il pavimento fuori. Prima di ogni cosa ho pulito casa e ho pulito il poggiolo, perché era indecente, io devo andare a stendere, cioè non posso appoggiare la roba qua, con tutto quello sporco. E poi, come ogni anno, ci sono i pipistrelli e quelli fanno la cacca, e quindi ho pulito anche lì. Ecco, quindi devo stendere. Il letto posso rifarlo anche dopo, non c'è nessun problema. Un'altra cosa che devo fare quest'oggi, oltre ad altre che non so se riuscirò a fare, è iniziare a registrare un video per una collaborazione. Lo sapete, a me arrivano tantissime richieste di collaborazione, ma non mi interessano. In questo caso mi ha interessata come collaborazione, perché è una cosa utile che effettivamente mi serve. Non ne posso parlare ancora, ma insomma, sappiate che arriverà un video in collaborazione con un'azienda, non è un'azienda famosa, però insomma ho deciso di accettare, perché non mi pagano, è tutto gratuitamente, però ho deciso di accettare perché mi serviva proprio una cosa del genere e quindi ho accettato. Mi faceva comodo, assolutamente. E quindi devo iniziare a registrare questo video. Ne approfitto oggi perché c'è bella luce, praticamente il sole c'è solo la mattina qua e poi pomeriggio fa brutto. In genere la mattina io lavoro, a meno che non sia a casa in malattia, ma se no lavoro e quindi non ho possibilità di registrare video e quindi tante volte rimando e poi non registro neanche più. E siccome oggi, domenica mattina, è bellissimo, c'è una bellissima luce di là, allora ho deciso di
iniziare a spacchettare almeno questa collaborazione e poi vedrò insomma, perché comunque devo testarla 1 o 2 settimane. Io ho detto che la testerò per circa 2 settimane e poi farò la continuazione del video e poi manderò tutto in revisione e poi forse pubblicherò il video se andrà bene. Ecco, quindi so che io di solito non collaboro con nessuno, ma in questo caso ho voluto accettare. E in realtà sono in attesa anche di un'altra collaborazione. Ho risposto troppo tardi alle email e quindi purtroppo il mio turno è saltato perché comunque hanno delle liste da seguire. Quella anche è una collaborazione veramente interessante che secondo me potrebbe esserci anche molto utile quando usciamo di casa, quando magari vogliamo andare fuori e fare delle camminate, ok, quella secondo me è una bellissima collaborazione, ma incrociamo le dita, per il momento è in pausa. Non ve l'ho mai detto, ma Temu, ecco, non avete idea di quante richieste mi abbia mandato il personale di Temu per collaborare a pagamento, non gratuitamente, a pagamento. Io non lo faccio perché io il lavoro ce l'ho e teoricamente non è compatibile con queste cose, cioè servirebbe la partita IVA, diciamocelo. C'è tanta gente che guadagna su YouTube e non ha ancora la partita IVA, ma ragazzi, dal momento che voi pubblicate dei video e ci sono le pubblicità all'interno, quello per quel lavoro lì, cioè in quella situazione serve la partita IVA, appunto. Che tu faccia collaborazioni o meno, non c'entra niente. Le pubblicità necessitano di partita IVA. E so che ci sono tantissimi canali che ancora nel 2024 guadagnano tranquillamente con YouTube tramite le pubblicità nei video e non hanno la partita IVA. Cioè, beh, io non so, è preoccupante, nel senso che informatevi perché veramente rischiate. Ho dormito un po' meglio stanotte perché ieri non abbiamo avuto, al lavoro non siamo stati particolarmente stressati e quindi stanotte comunque io ho dormito meglio. Franz non lo so, ma io sì. Io sì, sto dormendo anche male la notte, cioè è proprio un periodaccio. Sto iniziando a far fatica ad addormentarmi, a svegliarmi la mattina prima della sveglia e addormentarmi, svegliarmi, addormentarmi, tutto così. No, cioè non va bene. Cioè si capisce che qualcosa non c'è, non funzioni nella vita perché quando succede così vuol dire che, lo sapete, non ho intenzione di lasciare il lavoro, non adesso, cioè sono sincera, non adesso, ma l'idea c'è di lasciarlo, eh. So che lascerai un lavoro d'oro, per il momento è d'oro, perché ci saranno dei cambiamenti di nuovo, mamma mia, ci saranno di nuovo dei cambiamenti e da lì poi capirò cosa fare, no? Quindi devo aspettare tutto quest'anno di sicuro. Devo vedere un attimo come sarà poi con i cambiamenti che avverranno. C'è un insieme di cose che sono abbastanza stressata. Tant'è che i pomeriggi non riesco a fare niente perché mi assorbe tutte le energie, cioè questi pensieri qua sul lavoro mi assorbono tutte le energie e io arrivo al pomeriggio dopo lavoro che non riesco a fare più niente. Alle volte mi sforzo di fare lo stesso e faccio lo stesso, però alle volte sono proprio KO, non sono in grado di fare niente. Va bene, ragazzi, questo monologo è finito, vado a fare qualcosa. Io qua adesso ho un casino di plastica, un casino di roba da eliminare o forse meglio tenere fino a che non sono sicura. Boh, non lo so, adesso decido che cosa fare. Franz è arrivato e ha iniziato a tagliare erba quando io avevo iniziato a registrare il video, quindi quel video sarà un pochino, il video in collaborazione sarà un pochino disturbato. Ma ciao pizzichito, ciao piccolino gattino, ciao piccolino gattino. So di crema? Sì. Ah vabbè dai Pippi, vabbè Pippi.
Ah, l'ho sporcato, povero gatto. Comunque, ecco, situazione meteo, si sta annuvolando un casino di nuovo come domenica scorsa e ormai non abbiamo più pace, la pioggia fa parte di noi e Franzella al via. Ecco, avevo pulito prima, c'è già cacca di pipistrello. Cioè, ce n'è già, non ne posso più, perché loro stanno lì in mezzo, in quella fessura lì, e sporcano qui e non ne posso più. Ogni anno è così, ogni anno. Vediamo le rondini se hanno fatto qualcosa. No, qui era tutto terra, era tutto uno schifo. Vieni, ecco, vieni, vai a vedere, sta tagliando l'erba, vai, vieni. Però sta tagliando l'erba e c'è anche la cacca di pipistrello. No, aspetta Peppe, aspetta, perché non si può così, sai? Mamma che rumore, ragazzi, non sopporto più sti rumori così forti. Te, beh, la pappa e l'acqua ce li hai. No, hai tutto, sai? No, sei furbo. Che male. Ma gli hai tolto la mascherina sotto? No. Ah, certo. Praticamente vi avevo detto che sarebbero ricresciuti, ricordate? Se non vengono tolte le radici, questi qua non muoiono mai, per quello li ho tagliati l'altra volta, perché tanto so che ricrescono in un attimo e qua di fuori è tutto pieno. Adesso provo a tagliare un attimo anche qua. Franz invece fa la parte la via, non durerà ancora molto la batteria, credo. Comunque questo è quanto, questo è il marchio e ha una batteria abbastanza forte, abbastanza potente, 6000 mAh. Devo dirvi che per chi ha un piccolo giardinetto questo va benissimo, per chi ha tutto questo giardino no, assolutamente no, ma per chi ha pochi metri quadri di giardino va benissimo. E io ho comprato un'altra batteria uguale perché l'ho trovata su eBay, quindi si trovano tranquillamente, e devo dirvi che mi piace molto. Adesso io su ho una lama che è adatta anche per le sterpaglie e gli arbusti, perché quella di plastica non mi piace e si rompe subito. Aia, mi è arrivato un sasso in faccia, che dolore, porca miseria, che male. Ah, che male. Perché la scarpata qui è tutta piena di sassi. Mi è arrivato qua, non si vede? No, è arrivato qua il sasso, ancora che non mi è arrivato nell'occhio. Male. Va bene, ok.